Comunicata la formazione ai ragazzi? No, non l'ho comunicata, abbiamo provato stamattina delle cose, ho le idee abbastanza chiare, però aspetto la rifinitura di domani, ma per un semplice motivo, perché hanno lavorato tutti molto bene e voglio aspettare domani, perché per noi questa è la finalissima della Coppa del Mondo, per me è la partita più importante dell'anno. Credo che dobbiamo capire che di fronte abbiamo un avversario che cercherà in tutti i modi di vincere la partita, perché la sua classifica glielo impone, e noi dovremmo essere quelli cinici spietati che siamo stati nelle partite precedenti. Se pensiamo di essere più forti, di essere più bravi, di trovare un avversario in difficoltà, sicuramente affronteremo questa gara nel peggiore dei modi e avremo grandissime difficoltà. Invece credo che questi ragazzi debbano consolidare una mentalità sempre propositiva, fatta di grande autostima, di fiducia, di coraggio e soprattutto di grande rispetto per gli avversari. Perché è vero che è una squadra che è ultima in classifica, ma è vero anche che è una squadra che da gennaio ha invertito il trend negativo, ha vinto 2 partite, ne ha pareggiate 2 nelle ultime 6 gare, poi l'ultima non l'ha giocata, nelle ultime 6 gare ne ha vinte 2, pareggiate 2, perse 2, tra l'altro ha perso una gara a Bassano 1-0, quindi diciamo che è una sconfitta che sulla carta può starci. E quindi è una squadra che è in salute, sta bene, fa dell'intensità, dell'aggressività insomma il suo credo, è una squadra che va presa con le molle. Io credo che se vedremo la Torres determinata di queste ultime 5 partite, sono sicuro che noi faremo un risultato importante. Se pensiamo invece di aver fatto già qualcosa, credo invece che ce ne torneremo con la coda tra le gambe, bastonati. Ovviamente questo non accadrà. Quindi non potendo parlare di formazione, non potendo scrivere di formazione, almeno possiamo ipotizzare un ritorno a Luzzano? No, perché no, giocheremo sulla falsariga della settimana scorsa, credo che ho un paio di dubbi su qualcuno, vedendo anche le condizioni della settimana, abbiamo giocatori tipo Bottone che martedì e mercoledì non si sono praticamente allenati e quindi valuteremo questo, però ripeto, ho le idee molto chiare. Aspetto la rifinitura per un'ulteriore conferma da parte loro. Quindi mi pare che la tipologia dell'avversario ci impone di giocare in una certa maniera. No, noi dobbiamo... Cosa teniamo del Pordenone al di là dell'aggressività? Ma ripeto, non è perché per presunzione. Ma noi non dobbiamo tenere il Pordenone come non dobbiamo temere il Novara o l'Alessandria o il Pavia. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Quello che io ho notato e che mi è sempre piaciuto della mia squadra è che noi abbiamo giocato con l'Umezzana, con la Fral Pisalò, con l'Arezzo, con la Pro Patria, con il Como, nello stesso modo, aiutandoci, essendo squadra, sempre uniti, compatti, corti, raddoppiando, triplicando, giocando sempre per vincere. E questo è lo spirito che noi dobbiamo avere. Se non abbiamo questo spirito è una partita che possiamo assolutamente fare nostra. Se crediamo di aver fatto qualcosa e quindi andiamo con sufficienza, è una squadra che ci metterà in grandissime difficoltà. Però, dicevo prima, questo non accadrà perché prima che la coda tra le gambe ce la mettono gli avversari, la metto io. Naturalmente pensiamo solo al Pordenone, non pensiamo al fatto che la prima di 2 partite esterne No. diversissime. Non so nemmeno contro chi giochiamo dopo. Per noi questa è una partita determinante per il nostro campionato, è una partita di un'importanza incredibile. Una perché comunque sia è come una diretta concorrente per la salvezza. 2 perché è una squadra che si è rinforzata molto a gennaio prendendo giocatori di spessore. Adesso Milanovic, che non ci sarà ma è un giocatore di qualità, ha preso diversi giocatori in difesa, tra cui Ferrani che è un giocatore che io conosco molto bene e che era ad Alessandria, che è un giocatore molto valido. Ha un'ossatura importante, l'anno scorso hanno battuto tutti i record della Serie D, essendo il miglior attacco, miglior difesa, vincendo la Popolo Scudetto, quindi è una squadra che
aveva bisogno solamente di un po' di fiducia, ora ha trovato fiducia, ha trovato continuità, ha trovato intensità, e quindi è una squadra che può mettere in difficoltà tutti come sta facendo. A proposito del mercato dei gennaio, i nuovi innesti vi stanno delle variabili tattiche che prima non avevate? Sì, diciamo che nelle prime 2 partite sotto la mia gestione eravamo abbastanza risicati, insomma, come rosa. Poi, come dicevo, la società ha fatto, penso, uno sforzo importante. Sono arrivati giocatori come Cerone, come Peterman, come Buonaiuto, come Barbuti, Schiavino, insomma, non vorrei dimenticarne qualcuno perché Scotto, che è arrivato insomma l'ultimo giorno di mercato con Colombi. Quindi sono arrivati tutti i giocatori che sono venuti a rimpolpare questa rosa sia numericamente che a livello di qualità, e quindi sicuramente abbiamo più scelta, più possibilità anche di variare uomini e moduli. Varierà il modulo? No, come ho detto, credo che la nostra fisionomia debba essere un po' quella di domenica scorsa, insomma, no? Quindi diciamo con diversi giocatori offensivi, che non significa ovviamente sbilanciarci, e qua vorrei fare un passo indietro. Ho rivisto diverse volte la partita, cioè noi abbiamo preso gol non su contropiedi, noi eravamo sempre in netta superiorità numerica e sempre schierati, nonostante avevamo in campo 4-5 attaccanti, e quindi sono state disattenzioni individuali, errori che purtroppo possono starci, ma come li abbiamo commessi noi, li abbiamo commessi loro, insomma, altrimenti le partite finirebbero tutte 0-0, no? Noi dobbiamo migliorare i nostri, però ho visto che la squadra è rimasta sempre squadra, nonostante fossimo un po' stanchi, nonostante dovessimo rincorrere, nonostante avessimo tanti giocatori offensivi in campo. Credo che questo debba essere il nostro spirito, al di là poi del modulo, dei numeri, ma quello che mi interessa è la mentalità. Vincere la Coppa del Mondo potrebbe significare salvezza? Chiaramente non matematica. Potrebbe significare un passo importantissimo verso la salvezza, questo sì. Salvezza no, ma un passo importantissimo sì. Avete fissato una quota numerica? Ma indicativamente l'obiettivo credo che sia quello di arrivare a 45 punti tenendoci comodi. L'obiettivo nostro è quello di arrivare a 45 punti. Poi, essendoci tanti scontri diretti, può abbassarsi questa quota, però noi dobbiamo arrivare al boccone grande. Ho detto che non cambierai il modulo e non cambieranno neanche gli interpreti. Dicevo prima, può darsi che qualcosa cambierà, ma semplicemente valutando le condizioni fisiche dei giocatori. Ho la fortuna di allenare un gruppo che non si risparmia mai, ogni allenamento danno il massimo, ci mettono l'anima, e questo fa sì che l'allenatore sia ovviamente in difficoltà, quindi chiunque rimarrà fuori non sarà per demerito, sarà semplicemente per una scelta tattica di questa partita. Poi, come penso di aver dimostrato, hanno giocato praticamente tutti, insomma, i giocatori che ho a disposizione, tranne qualcuno, insomma, che è arrivato da pochissimo, e quindi segno che sono tutti importanti, sono tutti titolari, e soprattutto in genere chi entra è quello che cambia la partita. Non l'ultimo Scotto, domenica, Marinaro, ricordo le prime giornate, Buonaiuto con Lumezzane, quindi insomma, credo che abbiamo veramente uno spirito importante che è e deve essere fino alla fine del campionato la nostra forza. Tutti attenti, nessun rischio di essere vittime di coglioneria. No, coglioneria no, perché sono molto vigile, è una squadra generosa. E come dico sempre, insomma, la linea è sottile, no? Però la nostra generosità tende molto di più all'intelligenza, insomma, che all'altro aspetto. No, sono sicuro che sappiamo gestire il momento, e sappiamo che è un momento troppo importante per noi e non possiamo far sì di lapidare o sprecare tutto quello che stiamo costruendo per un atteggiamento leggero. E poi ha recuperato Caffiero? Sì, Caffiero è a disposizione, tutto a posto. Gli indisponibili sono solamente Colombi, che credo da martedì si riaggregherà al gruppo, e Giuffrida, che lunedì o martedì farà un controllo ecografico, e quindi insomma ci darà anche un po' il punto della situazione, e saremo in grado anche di stilare un programmino, insomma, per un suo eventuale rientro.
E dei lungodeggenti invece che cosa si sa? Ma di Rubino, in seguito al problema personale che ha avuto, insomma, la scomparsa del padre, credo che la settimana prossima dovrebbe rientrare a Sassari, quindi insomma riprenderà il suo percorso. Per quanto riguarda Bigazzi, abbiamo scelto comunemente di far proseguire il ragazzo laddove aveva iniziato il suo percorso di riabilitazione, di rieducazione al campo, in modo tale che quando poi tornerà, e credo insomma che non saranno tempi lunghissimi, sarà pronto per essere aggregato alla squadra, sì, perché lui è tornato e aveva ancora bisogno di ultimare, e quindi credo che sia stato più giusto anche per lui chiudere il cerchio laddove l'aveva iniziato, insomma, quindi a Livorno, con lo staff che dall'inizio dell'intervento alle primissime insomma, cure e fisioterapie insomma, che ha svolto l'hanno seguito, quindi è giusto che siano loro a rimettere poi insomma, l'atleta nelle migliori condizioni prima o poi insomma, che torni da noi per darci una grossa mano. Non ha preso lui visto che l'aveva migliorato. No, lui l'ha presa bene perché comunque sia si è reso conto che assolutamente da parte nostra c'è solamente la volontà che un giocatore importante come Mirko torni a disposizione. È ovvio che vogliamo rimetterlo in campo quando anche lui è pronto e si sente insomma in grado di poter dare il meglio. Poi chi viene da un crociato sa sempre che è un anno particolare, insomma, quindi ci vorrà comunque sia un po' di tempo per trovare una condizione, perché manca le dimensioni del campo, insomma manca un po' tutto da tanto tempo. Però ovviamente Mirko sapeva benissimo che non era in condizione di poter svolgere degli allenamenti con la squadra. Sarebbe stato controproducente per lui e per noi stessi tenerlo qui e farlo lavorare non in condizioni ottimali. Dove l'ho fatto nell'addirittura A Pordenone, sì. Ok, buon viaggio. A posto?